Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, prendersi cura di se stessi. Iniziamo subito con chiedervi di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e in Telegram, dove alle 20:30 a lunedì sera il Legare Marietto Veneziano, coadiuvati dalla grandissima Milas, teniamo un percorso esoterico gratuito. In più ogni sera alle 21 un gruppo di eroici maghi in erba stanno costruendo un muro eterico intorno all'Italia per questo periodo molto importante, quindi chi si vuole unire al gruppo, siamo già più di 170 eroici amici di questo gruppo di esoterismo. Bene, il gruppo chiaramente è Magici Arciere Bertoldini su Telegram, mi raccomando non mancate. Bene, prendiamoci cura di noi stessi, perché mi rendo conto in questo periodo in cui di isolamento o restiamo a casa magari soli, abbiamo tutto questo spazio esterno e interiore da poter coltivare, e cioè praticamente accrescere le nostre abitudini migliori. E in questo caso qui il vostro Marietto, come avete visto, vi ha messo delle pillole di radiostesia pesi, che siamo arrivati già a 24, e praticamente dentro queste pillole qui, se uno vuole studiare un po' di radiostesia e ha una stampante e un pendolino, oppure può prendere un filo e un ciondolino, può iniziare chiaramente a migliorare il suo stato vibrazionale. Ci sono dei bellissimi circuiti che danno questa possibilità e aiutano. In più una cosa molto importante: se adesso avete, come si suol dire, tempo, spazio, perché siete rinchiusi tra le quattro mura, è anche importante iniziare a pensare di potersi far fare, se non lo si fa fare, se non lo si sa fare, un rito propiziatorio, proprio perché in questo periodo di rilassamento e di possibilità di girare e di studiare e di capire, si può avere la possibilità di incominciare a comprendere che questo momento lo dobbiamo prendere proprio per analizzare noi stessi e capire i punti forti e i punti deboli. E visto che se ci sono dei punti deboli che bisogna lucidare un attimino, un buon rito propiziatorio fatto dalla nostra Hildegard e dal vostro Marietto Veneziano possa essere d'aiuto, perché bisogna essere anche coscienti che se in questo momento abbiamo la fortuna di avere la possibilità di poterselo fare, non è detto che in futuro ci saranno sempre queste possibilità, perché vedo molte persone, e mi dispiace poterlo dire, che hanno fatto qualche errore di valutazione qualche anno fa e adesso ne stanno pagando lo scotto, e quindi andare a mettere un cerotto su una diga che si è rotta, chiaramente con dei riti operativi molto potenti, è anche difficile, sebbene i riti potenti sono, come si suol dire, importanti. Però adesso che voi avete questo tempo, oltre di studiare chiaramente tutte le pillole di Hildegard Marietto Veneziano, il vostro Marietto vi consiglia proprio di analizzare le varie possibilità che avete per poter iniziare a pianificare uno stato, come si suol dire, un percorso di riti operativi che o potete fare voi seguendo le pillole del vostro Marietto Veneziano, o fateveli fare a livello professionale del vostro esoterista di fiducia, se non volete andare da Hildegard Marietto Veneziano, perché è importante. Non è che poi un giorno vi trovate lì da soli in casa perché magari i vostri familiari, dai figli al marito o viceversa dalla moglie e dai figli sono scappati. Quindi bisogna, in questo periodo in cui noi siamo a casa soli chiaramente nel nostro spazio interiore, incominciare a pensare e pianificare veramente qualcosa da fare, o da soli se non si hanno le possibilità finanziarie, oppure aiutati da un bravo esoterista, così che fra 5, 10, 20 anni noi abbiamo, come si suol dire, messo in cantina il fieno, no? Come si suol dire, cioè messo in stalla il fieno, perché il migliore investimento, cari amici, non è il denaro che viene e che va, ma sono i riti propiziatori che danno la possibilità di, come si suol dire, parare eventuali
disarmonie vibrazionali, che possono essere cose che adesso noi conosciamo, ma cose anche che noi non conosciamo. Bene, cari amici, quindi prendetevi tempo per voi stessi e pensate anche a questa opportunità, a questa possibilità. Il Marietto e la Hilde Gard stanno già studiando per un futuro dei possibili abbonamenti a basso prezzo, fatti in modo che in futuro chi si vorrà abbonare avrà regolarmente una pulizia vibrazionale e tante altrissime cose che daranno la possibilità a delle persone, senza da spendere troppo, di avere una protezione eterica, energetica, vibrazionale costante per tutta la vita. Bene, cari amici, questa piccola pillola, il vostro Marietto ha finito di dirla e vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!